Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta e lo siamo con il nostro ospite Andrea Levorato, presidente di ETRA SPA da pochissimo tempo, dal 2 marzo, ben arrivato qui con noi. Buongiorno, E quindi grazie. cogliamo l'opportunità di fare in modo globale quello che abbiamo fatto in diverse tappe fino ad ora, anche prima dell'estate, con alcuni tecnici di ETRA, raccontandovi alcuni aspetti particolari, soddisfando alcune vostre curiosità, alcune mail che ci avevate inviato, alcuni messaggi. Adesso con il Presidente possiamo fare un po' il quadro della situazione. Se avete appunto dubbi, perplessità a grande sistema, potete approfittare o ci scrivete una mail, poi noi la gireremo a ETRA, oppure mandateci i vostri messaggi. Allora, Presidente, raccontiamo un po' il nuovo assetto di ETRA. C'è stato un po' un rinnovo interno che era necessario dopo un po' di tempo. Cosa sta succedendo? Cosa si presenta come novità? Cosa invece viene ripreso in considerazione, magari rafforzato sul territorio? Quindi andiamo a raccontare ai tanti fruitori di ETRA, perché poi abbraccia un bacino che adesso lei ci racconterà, ma è che anche quello che noi copriamo. Certo, allora spieghiamo un attimino quali sono gli organi di governo di questa società, che è una società, ricordo, completamente pubblica, i cui soci sono 75 comuni che vanno dall'altopiano di Asiago, il comprensorio del Bassanese, Cittadellese, Campo Sampierese e raccolgono anche la cintura di Padova, sono 75 comuni in totale. Non Padova comunque. Non il comune di Padova, ma la cintura di Padova. Comuni come Vigonza, per dire Noventa, Saonara, Rubano, Galzignano sono comuni gestiti da ETRA per i servizi che eroghiamo, quindi servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti. Dicevo, il sistema di governo di questa società è un sistema duale, ci sono due consigli, un consiglio di sorveglianza che detta gli indirizzi e un consiglio di gestione che io ho l'onore di presiedere dal 2 di marzo. Due organismi completamente rinnovati che si sono subito dati da fare per dare un'impronta positiva sul territorio. In che modo? Innanzitutto con un controllo dei costi, sicuramente delle economie, in modo tale da impattare positivamente sulla bolletta degli utenti e cercare in un prossimo futuro, spero breve, anche ad avere un contenimento di questa bolletta. Questo sarà con grande gioia di quanti l'ascoltano. Comunque diciamo che è un'azienda ETRA, si può definire una realtà aziendale, una SPA, che sta bene, è in salute, questo è molto importante. Sì, è un'azienda sicuramente in salute, ha sempre chiuso con bilanci positivi, è un'azienda peraltro che dà lavoro a un territorio, dà lavoro a oltre 800 dipendenti, quindi ci sono più di 800 famiglie che vivono grazie ad ETRA. È una società che ha delle grandi competenze professionali, abbiamo infatti dei bravissimi tecnici, un ufficio progettazione all'avanguardia, molte attività le gestiamo in proprio, diamo all'esterno solo ciò che si deve dare all'esterno, ecco, quindi tutti quanti magari gli appalti relativi alle manutenzioni, alle opere, diciamo così, di realizzazione della rete fognaria, acquedottistica, eccetera, ma gli impianti li gestiamo noi direttamente. Ecco, io colgo l'occasione anche un po' di una domanda di politica generale, perché è un po' una curiosità di tutti. Ma è così difficile arrivare ad avere un'azienda, lei che poi ci è arrivato adesso da poco, insomma tutto sommato, ad avere una visione globale, che vada bene, che sia in attivo, che soddisfi le esigenze dell'utenza, che raggiunga dei risultati performanti come dopo lei ci racconterà. È qualcosa di veramente così abnormal che nel resto d'Italia invece non sia possibile ravvedere, trovare, mutuare, e siamo in una situazione disastrata. Si parla adesso di dati anche di impatto sull'ambiente e sono estremamente preoccupanti. Al di là dell'inquinamento, i rifiuti sono una emergenza mondiale. No, non è difficile, bisogna metterci molto impegno, costanza nel tempo e soprattutto anche una costruzione aziendale che sia virtuosa. Quindi c'è anche l'assetto che è fondamentale. È l'assetto che è fondamentale, anche l'organizzazione dell'azienda è fondamentale.
capire quelli che sono i core business principali, quelli virtuosi, quelli strategici, e abbandonare invece magari attività che dispendono energie e soprattutto risorse economiche, concentrare invece queste risorse nel far bene il mestiere che ci è stato affidato, e cioè un servizio idrico integrato, quindi acqua buona, manutenzione delle reti e gestione dei rifiuti oculata e attenta. E su questo io vorrei, diciamo così, spezzare una lancia a favore del sistema pubblico, che è l'unica garanzia che ha una nazione per gestire correttamente i rifiuti. Non possiamo lasciare questo tipo di attività in mano ad altri. Una società pubblica che gestisce il processo di raccolta dei rifiuti fino al loro conferimento, trattamento e smaltimento è una garanzia per tutti e per l'ambiente. Ma ETRA è pubblico? ETRA è totalmente pubblica. Totalmente pubblica. Totalmente pubblica. E va bene. Altre aziende pubbliche invece hanno dei problemi. Quindi c'è proprio un qualcosa da risanare alla matrice, o è un investimento anche in tecnologie? Allora, io non entro nel merito di quelle che sono le gestioni aziendali di altre sto società parlando di pubbliche. investimenti anche importanti, quando si parla di innovazione, no? Voi avete fatto tantissimi investimenti anche in nuove tecnologie, cioè è un'azienda che comunque è all'avanguardia a livello europeo, per fortuna può Noi abbiamo confrontarsi a testa alta. investito in moltissimo in passato e stiamo investendo tuttora in campo ambientale, anche con impianti all'avanguardia. Abbiamo ad esempio un impianto di biogas nel comune di Schiavon che dalle deiezioni, diciamo così, animali, mescolando magari degli esuberi di prodotti dell'agricoltura, degli avanzi prodotti dell'agricoltura, riesce a produrre biogas che immettiamo nella rete. Il passo successivo sarà quello di trasformare questo biogas in biometano attraverso un'implementazione dell'impianto in essere, in modo tale da alimentare i nostri mezzi di raccolta dei rifiuti, quindi diventare anche autosufficienti sotto profilo del carburante che utilizziamo per alimentare questi mezzi. Sarebbe l'eccezionale, cioè... Sarebbe l'ideale. Noi ci crediamo e stiamo investendo molto su questo. Dopo vedremo anche altre chicche particolari che mi raccontava prima fuori onda, che sono molto molto interessanti. Tornando quindi al bacino dei comuni coinvolti, sia sotto il punto di vista della raccolta rifiuti ma anche quello idrico. Sì. L'aspetto idrico interessa moltissimo, oltre a quello dei rifiuti naturalmente, ma finché tutto va bene uno dà per scontato che le cose devono andare in un certo modo e non se ne rende conto finché nasce il problema, dice esiste la raccolta dei rifiuti. Il discorso dell'acqua invece, diversi telespettatori ci hanno scritto per quanto riguarda l'acqua di falda, che qualità e i valori, come vengono riportati, e che differenza c'è per esempio, ci dicevano, tra il comune di Padova e un comune limitrofi, lei stessa ha detto la cintura padovana, come qualità di acqua, quindi è meglio una, l'altra, come dividete, perché non entrare tutti in un unico blocco? So che è una domanda un po' così, però io cerco di ricordarmi tutti quelli che ci hanno scritto. Andiamo con ordine. Sì. Allora, noi abbiamo come territorio gestito da ETRA una acqua di elevata qualità, tra le migliori in Italia. Questo grazie alla nostra posizione geografica territoriale, perché abbiamo dei bacini che ci consentono di attingere acqua di qualità. Questo però non basta. Noi ci occupiamo di servizio idrico integrato. Cosa significa? Significa che ci occupiamo dell'acqua dal momento della adduzione in falda al momento della distribuzione attraverso la rete acquedottistica, quindi quando arriva anche nelle case dei nostri utenti, ma poi ci occupiamo anche dell'acqua di risulta, cioè quella che viene utilizzata, e quindi la collettiamo negli impianti fognari che portano questa acqua di risulta negli impianti di depurazione, perché l'acqua che poi deve essere reimmessa nell'ambiente sia un'acqua non inquinata. Direi che i nostri impianti sono in grado di immettere un'acqua, diciamo così, che proviene dalla fognatura
la reimmette nell'ambiente in condizioni ad inquinante zero. Addirittura. Ad inquinante zero. È Quindi è quasi un'acqua potabile. Questo ha un elevato impatto positivo sull'ambiente, perché l'acqua che restituiamo noi all'ambiente è poi l'acqua che un domani i nostri figli berranno. E quindi è importante investire in questo, investire negli impianti di depurazione. Sono impianti costosi, sono impianti energivori, ma noi crediamo molto all'ambiente e quindi investiamo molto su questi settori. Ecco, l'acqua invece che viene prelevata proviene da quali falde? Delle falde della Pedemontana. Diciamo che il ciclo è più o meno questo, l'acqua piovuta, diciamo così, nell'altopiano di Asiago, che è diciamo così, un massiccio carsico, filtra gradatamente l'acqua piovana che va a finire poi nelle falde della Pedemontana. Noi la preleviamo, è un'acqua di elevata qualità, proprio per le sue caratteristiche che la rendono appunto un'acqua tra le migliori in Italia. Quindi non è un'acqua che viene depurata, che ne so, dei corsi fluviali, ma proprio un'acqua di falda, un'acqua molto, molto buona. Tant'è vero che anche una società che vende acqua in bottiglia la preleva dalla nostra, diciamo così, dal nostro bacino di falda. Ed è un'acqua che si differenzia anche per le sue capacità, diciamo così, organolettiche. È un'acqua che è molto buona qualitativamente. Ecco, però se preleviamo, diciamo così, acqua dall'ambiente, noi crediamo che dobbiamo restituire all'ambiente anche un'acqua non inquinata. Ripeto quello che ho detto prima, Sì. Crediamo molto nell'investimento sugli impianti di depurazione, perché consentono di rimettere in ambiente acque non inquinate. Allora, dicono che bere acqua di rubinetto sia sconsigliabile perché vi sono presenti sostanze tossiche tipo cloro, vero? Anche la bottiglia di plastica, bisfenolo. Beh, allora noi svolgiamo migliaia e migliaia di analisi di laboratorio sulla nostra acqua. Il cloro contenuto nell'acqua di rubinetto è un quantitativo assolutamente non dannoso, ma è un quantitativo consentito dalla normativa non solo nazionale ma anche europea. La nostra acqua quindi non risente di questo intervento, diciamo così, di laboratorio. Ripeto, investiamo anche molto sulle analisi quotidiane. Quotidiane. Proprio perché andiamo a verificare, diciamo così, i punti di adduzione dell'acqua dalla falda, in alcuni punti poi anche della rete acquedottistica, se ci sono situazioni di alterazione. Ecco, quindi noi abbiamo un controllo 24 ore su 24 su tutta la nostra rete acquedottisca. Infatti è per questo che sono in grado di dire che diamo acqua di qualità, costantemente monitorata. E la differenza di comuni limitrofi, perché voi avete questo bacino di tot comuni, ma alcuni sono uno adiacente all'altro, per esempio Padova è un'altra gestione, è un comune che è vicinissimo, ormai si intersecano, scatta la vostra invece competenza. E c'è differenza se uno guarda appunto l'analisi dell'acqua, è un'acqua diversa, com'è possibile? E quindi come avviene la differenziazione? Beh, no, i comuni serviti da ETRA sono legati da una rete acquedottistica che è di nostra pertinenza. Che quindi di vostra pertinenza, questo è bene ricordarlo. Certamente, sono di nostra e pertinenza. Quindi voi fate la quindi manutenzione. non ci sono acque che provengono da altri bacini. Ecco, il perimetro territoriale gestito da ETRA corrisponde peraltro al lato idrico di competenza. Perché secondo la normativa tutti i bacini idrici vengono suddivisi in ATO, cioè in ambiti territoriali omogenei. Noi abbiamo una fortuna in ETRA, che abbiamo un unico ATO. Ci sono altre situazioni in cui magari ci sono società che gestiscono uno o più ambiti diversi. Ecco, noi abbiamo questa fortuna, il nostro territorio costituisce un unico ambito territoriale omogeneo ed è gestito da un unico gestore, appunto ETRA.
Perfetto, era lato Brent, cos'è Lato Brent? Brenta. Lato Brent, esatto. E questo vuol dire che quindi l'acqua proviene anche dal Brenta o viene riversata, No, 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 che legame c'è non con proviene dal questo? Brenta, proviene dalla falda della Pedemontana. Tutta la zona pedemontana, Certo. perfetto, quindi abbiamo chiarito questo aspetto. Ecco, specificando ulteriormente per maggiore chiarezza ai nostri telespettatori l'importanza della gestione pubblica, si era arrivati anche a un referendum che non era stato poi compreso bene nella sua formulazione, aveva dato adito anche dei dubbi, ogni tanto si ritorna su questo tema della gestione pubblica dell'acqua, l'acqua come bene pubblico, che però poi noi tutto sommato anche paghiamo. Ci spieghi meglio? Sì, direi che dal referendum del 2011, che è stato un referendum estremamente importante perché ha girato pagina sul sistema di gestione del servizio idrico in Italia, nel senso che ha detto l'acqua deve restare pubblica. Anche se era formulato al contrario, quindi molti non l'avevano compreso. Ecco, c'è stato anche un passaggio fondamentale, recentissimo, si parla del mese scorso, del Parlamento europeo che ha stabilito che l'acqua è un bene per tutti. Questo cosa significa? Significa che significa confermare il ruolo fondamentale della gestione pubblica nel servizio idrico. Se l'acqua è di tutti, l'acqua deve essere gestita dal pubblico, questa è l'equivalenza ed è stato un riconoscimento che non era così scontato perché ci sono state in Europa delle forze contrastanti che cercavano di portare il servizio idrico all'interno di un processo di graduale liberalizzazione, quindi darlo in mano ai privati. Il Parlamento europeo con un proprio pronunciamento ha dettato una regola estremamente importante. L'acqua è un bene di tutti, quindi riconoscimento del fondamentale ruolo della gestione pubblica. Ecco, appunto, ci sono messaggi che rimarcano questo discorso che deve essere di tutti, eccetera, pur essendo legata al pagamento di una bolletta che è relativa a che cosa? Quindi noi paghiamo il bene acqua, però anche l'Europa dice che è di tutti, o qualcosa di ulteriore? Allora, il beneficio di avere un sistema pubblico nella gestione dell'acqua è che abbiamo una bolletta che corrisponde esattamente ai costi di gestione. Quindi è la gestione del servizio pubblico che si Gestione del paga. servizio pubblico, che significa, come ho detto prima, dai costi, diciamo così, di prelevamento dell'acqua al collettamento poi attraverso la rete acquedottistica, nonché la depurazione diciamo così, dell'acqua di fogna. La nostra bolletta quindi non è una bolletta che consente a questa società di fare utili, ma consente a questa società di fare investimenti. Investimenti in che termini? Anche attraverso il rinnovo graduale della rete acquedottistica, l'implementazione della rete fognaria. Su questo vorrei fare una precisazione. Noi abbiamo circa nel nostro territorio 5.200 km di rete acquedottistica. È un numero impressionante. Infatti, cioè, perché deve stare 5.200 km allibiti. di rete acquedottistica significa anche fare grossi interventi e investimenti sulle manutenzioni di questa rete. Che deve essere monitorata peraltro. E deve essere monitorata, come dicevo prima. Ma abbiamo poi per contro 2.400 km di rete fognaria. Questo cosa significa? Che abbiamo una rete fognaria pari alla metà. In un sistema in equilibrio dovrebbe esserci tot chilometraggio di rete acquedottistica e un equivalente chilometraggio di rete fognaria. Questo non è stato possibile e questo gap deve essere nel tempo via via ridotto, perché significa che abbiamo delle situazioni in cui quell'acqua che viene consumata poi non è riversata su una rete fognaria che poi va a finire in un depuratore che toglie tutti quindi gli elementi inquinanti e la rimette nell'ambiente in condizioni di non pericolosità, ma abbiamo una parte della nostra acqua che viene consumata che però dopo viene riversata nell'ambiente anche con dei componenti, diciamo così, inquinanti. Ecco, su questo dobbiamo puntare, nel ridurre questo gap.
Assolutamente. Adesso siamo in pubblicità, però rispondiamo a un altro messaggio che era arrivato dicendo che però il sistema pubblico molte volte ha cioè ci sono delle falle durante tutto il sistema, ci sono delle perdite di acqua, quanta acqua si perde effettivamente, quanto viene a costare questo, se fosse in mano ai privati forse non sarebbe gestito meglio? No, non sarebbe gestito meglio perché il privato pensa a fine anno a fare gli utili. Noi invece tutto ciò che viene, diciamo così, avanzato dal nostro bilancio viene reimmesso nel territorio in termini di investimento. Quindi però voi curate la rete, cioè cercate di coprire le falle, forse... Beh, questo fa parte della manutenzione che noi facciamo, diciamo, quotidianamente in tutta quanta la rete. Per quanto riguarda le perdite, questo è un capitolo che va affrontato in maniera adeguata. Noi abbiamo una realtà territoriale molto vasta e molto diversa. Nella zona montana, quindi nell'Asiaghese, per la conformazione morfologica di quel territorio, ci sono situazioni di criticità, nel senso che le perdite raggiungono livelli, diciamo così, elevati. Ci sono invece situazioni in pianura dove la percentuale di perdita è praticamente trascurabile, nel senso che le risorse che verrebbero impiegate per eliminare quella perdita sarebbero superiori ai costi che la perdita poi stessa comporta. Ad esempio nella zona di Vigonza della cintura di Padova abbiamo delle situazioni che sono ottimali. Peraltro abbiamo anche un sistema di ricerca delle perdite che ci è stato copiato anche all'estero. Vabbè, piedi così, caspita. Benissimo, allora torniamo, voi continuate pure a scrivere i vostri messaggi, come vedete io cerco di leggerli e di mutuarli al nostro Presidente, tra poco dopo la pubblicità.